Mario. Cognome. Soggio. Data di nascita. 13/8/1940. Mi fanno gli scherzi fuori onda. Lo so. Professione. Pensionato. Segni particolari. Rappresentativo. Molto Grazie, rappresentativo. regista. Buongiorno Mario, Grazie. benvenuto. Buongiorno Mario. Buongiorno e ben trovato. Grazie perché la tua presenza qui a noi fa molto piacere per parlare di tutti quei temi che fanno molto cittadinanza e soprattutto lui rappresenta sono temi importantissimi. un comitato, il comitato dei quartieri. Lui è il presidente del comitato dei quartieri di Saforara, Quartello, Pizzeserra, Sant'Anastasia 1 e 2. Questo è che racchiude 23.000. Sì, adesso sono 25.000. Una sorta di vicesità. Perché 25.000 residenti. La Sant'Anastasia diciamo è entrato giorni fa. Ok, benissimo. Allora, quello che vogliamo sottolineare in questa chiacchierata è che il comitato è un comitato apolitico, perché noi non apolitico e ci sposiamo diciamo qui ho lo statuto dare spazi che siano 3 che poi se diamo uno spazio di questo tipo i partiti non c'entrano. No, perché se avessimo dato uno spazio a lui che avesse mai rappresentato una branca, avremmo dovuto poi darlo all'altra. Allora noi ci estraiamo, siamo super partes e lo diamo ai cittadini, perché è bello che sia così. Credo che sia appunto lei mi insegna la polis, no? Appunto. Allora nasce questo comitato quando e perché? Nasce nel 1995 nella zona, diciamo una delle zone più antiche di Quarto Sant'Elena, che è Savorada, dove costruiscono i famosi palazzi, le cooperative e via dicendo, sicché velocemente c'è una popolazione diciamo abbastanza intensa, però man mano a caso Quarto è la terza città della Sardegna. della 70.000 73.000. Ah, 73. Sì. Avevo un dato che era anche superiore. Come stavo dicendo, allora degli amici mi chiamarono e mi dissero qui bisogna che facciamo qualcosa perché ci mancano i servizi qui nella zona. Nascevano i grandi palazzoni ma senza servizi. Allora a questo punto mi convinsero di far parte di questo gruppo, addirittura con l'incarico di presidente e di fondatore. Fu una elezione, no? Fu un'elezione fatta così, in piazza, così tra amici. Tu parlavi di Atene. Ecco, tra amici. Infatti nasce il comitato di quartiere Savorada. Facciamo, senza volerci vantare, facciamo realizzare tutte le cose che mancavano. Perché dal 1995 tuttora, e speriamo anche col nuovo sindaco che continui, ogni mese il comitato dei quartieri si sedeva al tavolo dell'amministrazione e portava le criticità dichiarate dai cittadini, che ci demandava, dopo aver deposto una firma come ci demandava, così dice anche il codice civile, a poterli rappresentare. Il primo sindaco del 95, sto parlando, fu molto contento perché in effetti questo comitato era come un occhio più grande per poter la vedere famosa cittadinanza attiva, cioè quella che si prende cura del bene comune e che in realtà vuole intervenire non per mettere il bastone fra le ruote, ma per garantire anche un braccio dell'amministrazione, per garantire un po' più di possibilità di arrivare e capillarità, come stavi dicendo tu, caro Presidente, e di arrivare quindi a parlare anche di quei problemi che magari un'amministrazione comunale non arriva a sapere, perché non di tutto si può sapere. Il comitato di quartiere Savorada si aggrega, dopo aver visto tutto il lavoro che noi abbiamo fatto da volontari, senza scopo di lucro, ripeto, apolitici e confessionali, formato da cittadini, puri cittadini, si aggrega a Pizzeserra. Dopo Pizzeserra il quartello, dopo il quartello Sant'Anastasia 2 nella zona via Polonia, quelle zone lì, e poi la settimana scorsa abbiamo votato il consiglio direttivo del comitato di quartiere. Siete 5 comitati.
No, siamo un comitato dei quartieri che comprende Savorada, Pizzasera, Quartello, Sant'Anastasia 1 e Sant'Anastasia 2. Io ho vissuto i miei primi 8 anni di Sardegna qui proprio a Pizzasera, quindi cioè, secondo me Pizzasera è una di quelle località, quelle zone, quei quartieri che sembra di stare in vacanza sempre. Non lo so, mi ha sembrato questa impressione. Però è Quartu, è una bella Comunque città. vorrei fare velocemente un esempio delle tante cose. Noi vogliamo capire appunto cosa andate a sbrigare, cosa fate nel concreto. Ecco, allora nel concreto noi esattamente in base al nostro statuto, perché tengo a precisare che nel luglio del 2014 un egregio signore, ex avvocato in pensione, mi chiama e mi dice: non dica niente a nessuno, lo dobbiamo sapere io e lei. Siccome mi piace come voi lavorate come comitato dei quartieri, che non esiste da nessun'altra parte. Esatto, questa è un'altra cosa, ma non ci sono altre realtà in Sardegna? No, in Sardegna abbiamo fatto una ricerca. Quartu è l'unica città che ha oggi ha un comitato dei quartieri giuridicamente e legalmente riconosciuto. Infatti questo egregio signore... Nel nord c'era Bossi che voleva le ronde di quartiere, ma per un altro motivo. Per un altro motivo. Allora questo signore in silenzio ci ha pagato l'atto costitutivo e noi siamo diventati giuridicamente e legalmente riconosciuti, sta in tribunale, esatto, come Dio comanda. Siete tutte persone che tolgono alla fine alla propria vita personale, al proprio tempo al di là del lavoro, risorse per investirle in questo impegno che credo porti comunque soddisfazioni, ma anche se vogliamo a dover stare ore a dibattere, a discutere, a incontrarvi per capire quali istanze portare avanti. Addirittura tengo a precisare, bene che lo sappiano i cittadini di Quartu che ci stanno ascoltando, ma io direi anche di tutto il resto della Sardegna, che dopo fatto l'atto costitutivo, dopo diventati giuridicamente e legalmente riconosciuti, noi ci siamo legati ai principi dello statuto dell'amministrazione comunale di Quartu in base all'articolo 142 del 90. Cosa vuol dire? Cioè vuol dire che un cittadino o 2 cittadini, 3 cittadini decidono di portare un'istanza all'amministrazione comunale, il codice civile gli permette di poter colloquiare con il sindaco, l'amministrazione e poter fare. Però noi in base a questo, mi leggo sempre stare sull'argomento, ogni mese, come dicevo prima, prepariamo un elenco di tutte le criticità. Io formo una piccola commissione, perché se dovrei portare 15 consiglieri, come si dice in sardo, diventa una cambarara. E diventa un altro consiglio comunale. Esatto. Allora formo questa commissione e noi andiamo al tavolo e ci chiedevano, almeno io parlo fino alla fine della legislazione di Mauro Contini e anche gli altri precedenti, ci chiedevano, e spero che continui, con chi abbiamo bisogno di conferire. Allora, se la criticità... Ti posso, Mario, fermare? Ce lo dici dopo la pubblicità, perché tu avrai una criticità, io ho la pubblicità. Finisce l'infa vitale. Finisce sempre per ma dobbiamo rispettarla. Torniamo tra poco il sindaco ci boccia. Con Mario Soggiu, presidente del Comitato dei Quartieri. Tanto noi ma credo che anche Mario cose. Tra una riunione e l'altra una birretta ogni tanto bella fresca. Il presidente Mameli sta abusando vista la panza. Lei aumenta, durante la corsa gli altri correvano, lei era spiaggiato sulla poltrona. Mi sono bevuto una bella birrozza. Cioè lei guarda quelli che fanno fatica e alla faccia loro si beve la birra. Va bene. Ho supportato. Torniamo al Comitato dei Quartieri. Il Comitato dei Quartieri. Faccio un piccolo riepilogo per chi avesse acceso solo la TV in questo momento. Mario Soggiu, presidente del Comitato dei Quartieri, che
nasce appunto a Saforada nel 1995, ma è perché l'abbiamo voluto qua? Perché è una testimonianza, è veramente il motivo principale del benessere di una comunità, secondo me, il fatto che i cittadini si occupino dei beni comuni e di tutto ciò che serve loro per stare meglio e per vivere in allora volevo dire, chiudiamo allora bene, arriviamo dal sindaco, presentate al sindaco, presentiamo all'amministrazione le nostre criticità, commentiamo, poi chiediamo ai signori della giunta delle 10, facciamo un esempio, criticità, che cosa vogliono fare, le priorità. Allora ci dicono facciamo 3 cose. Allora noi prendiamo nota delle 3 cose che loro vogliono fare, poi ci rivolgiamo alla stampa e la stampa fa un articolo sulla pagina di Quartu dove dice il comitato dei quartieri è stato in riunione con l'amministrazione, insomma diffonde anche al resto della popolazione e certifica anche e certifica. Io volevo dire non è un male, esatto. Per me è anche un fatto di cultura. Esatto. Io volevo dire velocemente, tanto per capire bene chi ci ascolta, che il comitato con delega firmato dallo stesso residente, cittadino residente, si fa portavoce con l'amministrazione comunale, come stiamo dicendo, e gli enti delegati dalla stessa amministrazione, perché ce ne sono diversi, a curare i servizi dei quartieri suddetti e in particolare promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini all'amministrazione e via dicendo. In effetti, che cosa noi facciamo? Dunque, la promozione ed iniziative per migliorare lo sviluppo culturale, istituzioni scolastiche, l'assistenza sociale, i trasporti pubblici, la salute degli ambienti, la sicurezza, l'abbiamo detto, il verde, gli impianti sportivi del quartiere. Allora è un programma questo. Sì, infatti noi vi faccio sapere che almeno il sindaco Mauro Puntini diceva in continuazione: voi siete un occhio grandissimo per la realtà la realtà, dove c'è una reciproca collaborazione tra il comitato dei quartieri e il comune per poter risolvere i problemi. E io ribadivo, e lo voglio dire pubblicamente, perché io come presidente devo, fare gli interessi dei cittadini. Ecco. Allora dicevo questo, sì, lei parla di reciproca collaborazione, però intendiamoci bene, reciproca collaborazione vuol dire io oggi vengo, ti propongo una cosa che è giusta e seria e deve essere fatta, però tu me la devi fare, perché se io parlo, vengo qui... Chi stabilisce che quella cosa sia giusta, seria e bisogna farla? E bisogna farla. No, ma chi lo stabilisce che questa cosa che tu proponi sia giusta, seria? Loro vanno... Il consiglio comunale che sarà è solo una domanda per far capire meglio. Sì, i dirigenti... per esempio l'ambiente, se è un problema dell'ambiente, fanno un sopralluogo e poi realizzano, attestano che c'è un problema da risolvere in quella circostanza. Chiudendo su questo problema, permettimi, noi siamo l'unica città che abbiamo fatto fare con molte insistenze e come prevede la legge nazionale abbiamo fatto fare i parchi per i cani. Bravi, vero, verissimo. Fatto di civiltà. Verissimo. Questo è un fatto di civiltà. Guarda, ti do complimenti. Non un abbraccio, un bacio enorme, perché è la reale condizione per la quale ti sposti da alcune città come Quartu e poi ti trovi in mezzo al deserto. È questo che io contesto e ho sempre contestato, e lei lo sa, perché in ogni città, in ogni paese ci vuole e ci dovrebbe essere un'area adibita ai cani. Addirittura a Quartu ce ne sono una valanga, sono state fatte proprio un sacco di aree. Addirittura vi dico anche una cosa, sempre sul problema dall'area per i cani, oltre alla spiaggia anche dedicata che noi non cani. C'entriamo. No, però hanno fatto anche questo. Vi dico anche un'altra cosa, che le nostre aree per i cani vengono anche da Cagliari. Perché da Cagliari, da Maracalagonis, da Sinai, sono contentissimi perché noi abbiamo insistito quasi 3 anni
gli abbiamo portato le leggi. Il parco per i cani non deve essere una porcilaia con la terra battuta, ma deve avere il prato verde. E infatti se voi andate in via Monsignor Angione a Quartu, vedete l'ultima area per i parchi. Io so che tu hai il cane. Sì, assolutamente. Esatto, se tu vuoi andare a vedere. Ma guarda che lo sai che ci sono passato delle volte e mi sono fermato proprio lì quando ero di passaggio, perché sapevo che avrei trovato qualcosa dove far scorazzare in sicurezza il proprio amico a quattro zampe. Ci va tanta gente qui. Moltissima. Deve vedere. E poi vi volevo dire una delle ultime cose che ci tengo tantissimo. Logicamente sto parlando fino all'ultima. Mario, ma tu sei il presidente dal 95 ad oggi? Sì. Non ha mollato un colpo, questo signore? Allora è carismatico, usare un aggettivo carismatico. Esatto. Allora, stavo dicendo questo, la cosa più bella che il rapporto che è nato parlo fino alla fine di Mauro Contini, come sindaco, e la cosa più bella che il presidente ha avuto l'onore di avere numeri di telefono, mail, fax privati, personali di tutti gli assessori e compreso il sindaco. Quindi massima fiducia, insomma. Allora, se tu, cittadino di Quartu, sul mio sito che esce su Facebook c'è Comitato dei Quartieri. Devo andare in pubblicità, abbiamo finito il tempo. Chiudi il discorso rapido. Rapido. Tu mi chiami, c'è un'urgenza perché fulminate le lampadine, io l'urgenza prendo e la giro agli amministratori. E la giro immediatamente. È questo il lavoro che credo sia fondamentale, e visto che esiste solo a Quartu sarebbe bello cominciare a pensare ai comitati di quartiere così funzionanti anche in tutto il resto della Sardegna. Grazie, complimenti a Mario Soggio. Magari ci ritroveremo, così racconteremo altre vostre importanti opere che nell'arco di questo tempo poi farete, insomma, e quindi magari da settembre in avanti. Vi lasciamo ai due dell'abitacolo la pubblicità, poi torniamo subito dopo, visto che c'era un messaggio, ma lo leggiamo nella prossima ora.